Buonasera e benvenuti qui al Pala BFC per questa quinta giornata di andata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro. Oggi qui a Conegliano arriva una squadra che è a pari punti con Conegliano, è il Sistema Rosa di Pordenone, e quindi sicuramente sarà un match che si presuppone equilibrato, Fabri, anche se questo Sistema Rosa arriva comunque con i favori del pronostico. Sì, il Sistema Rosa è una squadra molto giovane, tra l'altro da quest'anno fanno la collaborazione con Nuova Pallacanestro Treviso, infatti ci sono due giocatrici, in particolare Elena Lazzari che sta facendo molto bene, ma anche Giulia Benvenuti, 2009, rispettivamente 2009 e 2007, quindi giovanissime, in doppio tesseramento, e allo stesso modo è in doppio tesseramento Francisca Ciucu, che invece giocatrice pordenonese, che in doppio tesseramento fa anche la 2 a Treviso ed è tra l'altro la miglior marcatrice del campionato con quasi 18 punti di media a partita. Quindi un Sistema Rosa che si presenta qui veramente agguerrita per portarsi a casa la posta in palio piena qui da Conegliano. Conegliano che cercherà di difendersi al massimo delle proprie capacità e sicuramente sostenuta da un grande pubblico, perché Fabri registriamo ancora una presenza importante del pubblico qui al Pala BFC. Sì, tantissime persone sono venute stasera a vedere la partita, anche da Pordenone, dobbiamo dire. Tanto la gara è già iniziata ed è Bomben a gestire la palla. Sotto, vedete, appoggiano subito la palla a Francisca Cicu, che è veramente un atleta di categoria superiore. Sì, assolutamente, ha un'atleticità e un dinamismo veramente importanti. In questo caso la difesa di Conegliano si è chiusa molto bene, impedendo a Francisca di trovare un tiro semplice, però è sicuramente un attaccante molto difficile da contenere. Sì, perché appunto, come dicevi tu, grande atletismo, ma anche una ragazza molto alta, perché sicuramente più di 1,35 m, con braccia molto lunghe. Ma dall'altra parte Amabiglia da 3 punti sbaglia, si va forte a rimbalzo con Sponchiado. Sponchiado, sì. Sponchiado, tra l'altro, reduce da un infortunio abbastanza grave alla caviglia, ma già in campo. Ed è K che va a rubare e poi attaccare tutto il campo proprio per Amabiglia, che va a sbagliare da sotto. Peccato, qui K aveva fatto veramente un anticipo interessante, ma anche un gran bel passaggio ad Amabiglia, che ha cercato la coordinazione, purtroppo non l'ha trovata e la palla è uscita di poco. È uscito invece anche il tiro da tre qui di Pordenone, che è andato poi a morire in una rimessa laterale a favore di Conegliano, e K che rimette in campo, cerca il gioco con Sponchiado che supera, diciamo, un pressing alto da parte di Elena Lazzari delle pordenonesi. E non si capisce con Amabiglia. Dobbiamo dire tra l'altro Marta Sponchiado, appena tornata dai mondiali 3 contro 3 scolastici in Bahrain, è stata via una settimana, purtroppo appunto a causa del problema alla caviglia non ha potuto essere al meglio. Dall'altra parte avete visto movimenti che può sciorinare Francisca Cicu. Tanta roba. È assolutamente un cliente super difficile. Adesso sfruttiamo il mismatch sotto canestro, riapriamo proprio per Sponchiado che sbaglia da 3 punti. Ed è velocissima Boccalato a rubare l'apertura. Assolutamente, qui Rossano aveva letto tutto in anticipo, è riuscita a intervenire sulla palla e a riconquistare una buona palla per Conegliano, che è stata sfortunata in alcune conclusioni sicuramente, però fa fatica a trovare spazio internamente all'area, proprio perché l'area pordenonese è ben gremita di mani molto alte. Sì, intanto appunto Rossana Boccalato va a giocare spalle a canestro, a sfruttare un po' il vantaggio nei confronti di Bomben, che è costretta a fare fallo, quindi saranno 2 tiri liberi per Rossana. Lungo il primo. E segna il secondo, va a sbloccare un po' il punteggio per la formazione di casa. Conegliano 1, Sistema Rosa 2, qui il tiro da fuori di Francisca, che quindi non sdegna nemmeno le conclusioni da lontano, Fabrizio.
No, infatti è una giocatrice comunque molto, oltre ad essere molto atletica, è anche molto tecnica, quindi molto difficile da marcare perché può giocare fronte a canestro, tirare da fuori, allo stesso modo andare come sta facendo adesso, spalle a canestro, a invitare un raddoppio e a chiudere sulla compagna libera, in questo caso Bonben che va a realizzare molto bene da centro area. Non so se sono stato ingannato da un effetto ottico, ma mi sembrava che Bonben avesse fatto passi in partenza. Ma no, si è arrestata in mezzo all'area in due tempi, dall'altra parte Amabiglia prende subito il tiro, ancora una volta sfortunata. Sfortunata perché comunque il tiro era molto buono. Qui Amabiglia ferma il gioco avversario, frapponendo il suo corpo tra l'avversario e la palla, ed è fallo che permette a Pordenone di battere la rimessa laterale. Ancora Bonben con la palla, va ad attaccare proprio Sconchiado, poi sbaglia da sotto sul tap-in Francisca Cicu a condurre il contropiede Marta Maschietto, che poi va a bloccare e poi è Boccalato da centro area a segnare per il Grande precisione qui. Boccalato tira fuori un po' le castagne dal fuoco perché aveva arrestato il palleggio. Dall'altra parte però è ancora a segno Giorgia Zoffi. 4 punti per lei. E non solo ha segnato, ma ha anche costretto Marta Sponchiado ad un fallo antisportivo. Fabri? No, guarda, non stavo guardando perché stavo guardando le statistiche e quindi non ho visto cosa è successo. Ma sì, aveva rubato palla Giorgia Zoffi è stata poi fermata, sì. Il fallo è stato giudicato antisportivo, quindi c'era un tiro libero, 2 tiri liberi. 2 tiri liberi e anche il possesso della possesso. palla. Pordenone allunga quindi 7-3, ma adesso sicuramente andrà all'8. Precisissimo comunque Federico anche in questa situazione a guffare il tiro libero della povera Giorgia Zoffi. La povera Giorgia Zoffi intanto ce ne ha messi già 5 in saccoccia e adesso è di nuovo Sistema Rosa Pordenone. Elena Lazzari gioca una palla un po' difficile per Sistema Rosa però si muove bene, riesce soprattutto a liberare Francisca Ciucu, che però non prende il ferro, e questo determina il fatto dell'infrazione dei 24 secondi e quindi Conegliano può riprendere. Allora, ancora una volta abbiamo difeso molto bene su Francisca sotto canestro, andando a raddoppiare con una rotazione difensiva di Marta Maschietto. Però qui c'è già una lettura secondo me importante della partita. Marta Sponchiado sta subendo veramente un pressing pazzesco da parte di purtroppo, come dicevamo, Giorgia Zoffi. Non è al 100% fisicamente, lo sappiamo, anzi neanche al 50%. Sì, sono anche sorpreso di vederla in campo, ti dirò la verità, perché temevo che il suo stop fosse più lungo. Entra Giulia Vettori al suo posto. Ancora una volta raddoppiata Francisca e commette infrazione di passi. Può essere una chiave della partita questa ottima organizzazione difensiva sulla lunga avversaria. Adesso è Colombi che rischia di perdere la palla, serve Boccalato che può attaccare e lo fa, poi serve bene Maschietto e poi non prende il tiro Vettori per forzare subito dopo. Sì, un'indecisione qui di Vettori, che non ha pensato a prendersi il tiro, poi però si è accorta che il cronometro inesorabilmente stava terminando in 24 secondi, dato qui bellissima azione da parte di Pordenone, che trova all'interno dell'area libera proprio la sua marcatrice bomber Francisca e mantiene altissima la pressione. Pordenone fa fatica veramente Conegliano a uscire dalla propria metacampo. Adesso Marta Maschietto va a sfruttare un vantaggio sotto canestro, riapre per K, è lungo il suo tiro, si lotta e lotta molto bene Vettori e poi Amabiglia dai 3 punti. È davvero sfortunata. Sì, veramente sfortunata. Qui il tiro ci ha proprio beffato. Ha fatto 2 volte il giro del ferro per poi uscire. Dall'altra parte è Francisca. È ancora dentro per benissimo però, Cicu. È ancora un'ottima
aiuto difensivo e poi Vettori andare a guadagnare una contesa. La palla è per Conegliano. Sì, c'era Boccalato proprio appostata lì, ma è riuscita a mettere la mano davanti nonostante appunto le lunghe leve di Francisca. Rossana è riuscita ad anticipare inesorabilmente, bravissima qui. Poi Giulia Vettori ha perfezionato l'azione andando a conquistarsi questa palla a 2. Grande pressione da parte di Giorgia Zoffi, atleta del 2009, quindicenne. Però complimenti. Ancora Mabiglia a fare la rimessa, a gestire la rimessa per Maschietto. Vettori gioca a 2 con Maschietto, poi ancora tanta pressione sulla palla. Amabiglia che cerca di servire Boccalato, ma il passaggio è impreciso. No, era un passaggio a metà strada tra l'arbitro e Double T. E anche il nostro fotografo Roberto Breda. Ancora Zoffi a gestire con grande maturità e con grande piglio l'azione di attacco. Lazzari a sbagliare da 3 punti e Capitan Marchioni a prendersi un tiro dalla media, sbagliare, ma ancora Vettori molto aggressiva, a rimbalzo in attacco e poi è fallo su Marta Maschietto. Sì, bene qui. Ben 3 giocatrici sul cubo del cambio per coach Gallini. Escono Crovato, esce probabilmente anche Lazzari e Bomben. Entrano in campo Anese, entra in campo anche Barzan e con il numero 33 Amedeo. Vettori con la palla. Per Marchioni andiamo a cercare Maschietto che poi riapre per Amabiglia, non prende il tiro, Boccalato può attaccare l'area, riapre per Vettori, sta scadendo l'orologio dei 24, sfortunata anche Vettori. Sì, vabbè. Inchiodato sul 3, però anche Pordenone sbaglia questa azione di attacco. Boccalato può attaccare ma riapre il gioco per Amabiglia che rinuncia al tiro da 3. Cerchiamo ancora Maschietto, probabilmente no. Sì, ma... Capitan Marchioni a sbagliare dai 3 punti. Sì, nel rilasciare il tiro Francesca ha subito un contatto che però gli arbitri non hanno ritenuto degno di essere fischiato. Adesso su questo cambio difensivo ha cercato Pordenone di servire sotto canestro Anese, poi invece si riapre il gioco, ma coach Angelo Minincleri vuole parlarci sopra e prendiamo un time out anche per noi. Time out anche per noi. E siamo qui ancora collegati al Pala BFC dove c'è appunto un sistema rosa Pordenone che ci sta facendo veramente penare. Fabri, solo 3 punti segnati per Conegliano mentre Pordenone ha 11. Sì, diciamo che non riusciamo davvero a sbloccarci in attacco, in alcune situazioni anche un po' sfortunate le ragazze di coach Minincleri. Adesso invece sì. è Francisca Cicu che va
a oscurare la vallata. Assolutamente, blackout. Bello il passaggio di Amabiglia per Boccalato sulla rimessa, e saranno 2 tiri liberi per Rossana Boccalato. Sì, molto bene. Qui allora Fabri, una tattica potrebbe essere anche quella, diciamo, di cercare comunque imperterriti di giocare sotto e di caricare di falli le giocatrici pordenonesi, perché stanno giocando veramente in scioltezza e quindi dobbiamo in qualche maniera, a mio avviso, gravarle di qualche pensiero in più. Sì, nonostante la presenza di Francisca sotto canestro che sta dominando in area, però possiamo sfruttare dei mismatch con le altre giocatrici, ed è quello che stiamo cercando di fare in realtà. Però veramente sembra stregato il canestro per Conegliano. Tanto però comunque stiamo difendendo abbastanza bene a tutto Sì, campo. qui fa veramente un numero Pordenone nel riuscire ad uscire con la palla, ma Conegliano ha continuato una grande azione di pressing ed è riuscita a recuperare la palla. È molto importante quindi in questa fase alzare l'intensità per Conegliano. Proprio perché se Pordenone la lasciamo andare in scioltezza, ragazzi, No, è proprio non questo, ce n'è. dobbiamo comunque restare aggrappati alla partita e sapere che comunque non può piovere per sempre, come si dice, no? Quindi prima o poi cominceremo anche a fare canestro, ma continuiamo a difendere, continuiamo a essere aggressivi. E adesso va a sbagliare da sotto, probabilmente una stoppata sempre di Francisca, che guardate come poi corre su tutto il campo, arrivando per prima dall'altra parte. Sì, questa cosa è molto interessante perché qui Giulia Vettori era riuscita a liberarsi bene, però purtroppo con questa Francisca qui sotto canestro è veramente dura. Si gira molto bene Ross qui, purtroppo però non riesce a segnare, non riesce nemmeno a prendere fallo. E dall'altra parte Direi veramente della Showtime. poesia in movimento, perché ha fatto vedere un movimento con una disinvoltura e con una scioltezza a quella velocità che è veramente difficile da vedere e da fare. Bellissimo il passaggio di Boccalato, e brava poi Vettori a usare il piede perno e andare a guadagnarsi un fallo e quindi 2 tiri liberi. Eh sì, dobbiamo continuare così, Allora, su questa giocando azione sotto. di Francisca introduciamo anche la novità di questa giornata, no? Perché oltre a, come al solito, premiare la miglior giocatrice della gara, che verrà votata dal pubblico, che verrà votata dai nostri telespettatori e anche dal pubblico presente in palestra, lo sponsor della giornata, M3 Knitwear, premierà anche la miglior azione della partita, che sarà votata da una giuria Di esperti. di esperti molto competente, composta da arbitri, da ex allenatori, da telecronisti e anche da ingegneri, quindi una giuria di assoluto livello. Sì, esatto. Avevamo chiamato Jake La Furia, Manuel Agnelli, ma purtroppo hanno altri impegni in questo periodo. Però Quindi insomma, diciamo che siamo comunque riusciti a mettere insieme una giuria di tutto rispetto. Intanto mi sembra che sia sempre Zoffi che ci sta facendo male dall'alto dei suoi 15 anni, d'altra parte Malbascia a sbagliare da sotto. Serena Marton riprende la rimessa in attacco, poi Amabiglia, ancora Marton dall'angolo che va a insaccare. sì, molto 16 a bene. 7. Quindi diciamo, in questo momento Francisca con alcune giocate si sta, diciamo, sicuramente dimostrando come una delle favorite per il nostro premio speciale oggi. Va di nuovo a segnare, eravamo riusciti a chiuderla bene nei primi minuti di partita, adesso si è sbloccata, sta prendendo fiducia e può essere veramente devastante, come ci sta facendo vedere. Tanto è Marchioni che ha visto la paletta sì. rossa dalla parte Sì. della panchina pordenonese, Assolutamente. 2 tiri liberi di esperienza. Esatto, sembrava che come una calamita si facesse attirare, cioè come il ferro per una calamita si facesse attirare dalla giocatrice avversaria. Grande esperienza qui di Francesca. È buono il primo. Buono il primo, dobbiamo assolutamente prepararci a rimbalzo perché purtroppo il secondo uscirà. Grande efficacia ancora una volta, Fede. Mamma Grande mia. pressione difensiva da parte di Conegliano, però
gestisce bene l'attacco contro il pressing Pordenone. Altro che se lo gestisce bene, riesce anche a trovare un buon tiro, noi troviamo il rimbalzo, però la perdiamo. Per fortuna per noi questa azione di Pordenone non si concretizza, siamo a -9, che è un divario molto molto grande, però era anche peggio fino a poco tempo fa e quindi va bene così. Cerchiamo di continuare a ricompattarci. Marton a superare la metà campo, adesso riapre benissimo per Malbascia che va a chiudere mano sinistra. Sì, molto bene, qui un'azione veloce perché c'è un altro tema appunto che è la velocità. Abbiamo subito qualche azione in velocità da parte di Pordenone, mentre noi non siamo quasi mai riuscite a giocare in velocità. Se Barzan dai 3 punti, si lotta a rimbalzo, ha la meglio. Chi era? Non ho visto. Vabbè, vediamo l'azione finale, qua fallo su Malbascia che mamma mia! Era quasi un 2+1 sì. per lei. Dall'altra parte era la numero 41, Giulia Benvenuti, anche lei 2009, in doppio tesseramento da Nuova Pallacanestro Treviso. Anche lei ottimo inizio di campionato. Intanto Malbascia segna il primo per il 20-12, mancano 3 secondi e 3 decimi alla fine del primo quarto. È lungo il secondo, si lotta a rimbalzo, ancora Francisca. E poi da metà campo Zoffi ci grazia, diciamo. Sì, però quindi che mentalità fa per questa Zoffi, visto una 2009 che assolutamente ci ha messo in grande difficoltà in difesa. Adesso abbiamo parlato tanto di Francisca meritatamente, ma anche il fatto che adesso abbia trovato con i pochi secondi la coordinazione per provare un tiro da lontanissimo ci fa capire che ha una mentalità comunque da senior nonostante l'età. No, ma poi sta impostando il gioco con assoluta autorevolezza, come se fosse una giocatrice ben più esperta, e ha già segnato 8 punti, quindi complimenti a lei. Assolutamente, molto bene, sistema rosa Pordenone, 20 punti in questo primo quarto, ha giocato in maniera molto fluida, chiaramente è evidente, ha dei punti di forza nel roster, però li sta facendo funzionare bene. Dall'altra parte Conegliano è stata un po' sfortunata nelle conclusioni, le percentuali di tiro sono piuttosto basse, ma qualche volta veramente qualche tiro gridava vendetta perché ha girato 2 o 3 volte sul ferro. E quando Conegliano però è riuscita in qualche maniera a chiudere bene le maglie della difesa e a giocare un po' veloce in attacco, ha messo un po' in difficoltà Pordenone. Quindi chissà che Conegliano adesso cerchi di trovare, di continuare su questa strada per rosicchiare lo svantaggio che ha accumulato in questo primo. Sì, l'ingresso di Serena Marton ha sicuramente messo molta energia in campo, anche Malbascia comunque ha segnato un canestro in velocità. Dobbiamo riuscire a tenere questo tipo di intensità che ovviamente Pordenone può mettere in campo con una squadra così giovane e molto ben allenata. Sì, esattamente, quindi se nelle partite precedenti ce la siamo potuta giocare sul piano dell'atleticità perché abbiamo messo in difficoltà magari dei roster con un'età media superiore alla nostra, quest'oggi sicuramente quest'ambito per noi è un po' più difficile da esplorare. Ma dovremo fare sicuramente qualcosa di più e qualcosa di diverso. Secondo me la butto lì a un certo punto della partita. Coach Minincleri comincerà a alternare le sue zone e vedremo come sarà in grado di attaccarle Pordenone. Intanto si riprende a giocare. Alla rimessa proprio la numero 5 Giorgia Zoffi per Bomben. Che finisce però nella bara del playmaker, ma ci esce, essendo Halloween, è uscita dalla bara e ha detto dolcetto scherzetto e si è ripresa così la palla. Sono passati 6 secondi, ma ci ritroviamo sempre a metà campo con Pordenone con la palla in mano. Ancora Bomben che attacca Marton, Francisca Cicu che però commette infrazione di campo, si lamenta coach Gallini. Infrazione di passi. Sì, scusate, infrazione di passi, molto dubbia direi. Viene anche richiamato coach Gallini. Che si mette le mani davanti alla bocca come per dire non fatemi dire quello che penso. E comunque chiarimento, pacche sulle spalle
e pace ristabilita con la coppia arbitrale. Rimessa per Conegliano, Amabiglia gioca su Boccalato Amabiglia, superiamo la metà campo, ancora grande pressione da parte di Pordenone, bellissimo gioco di Sara Malbascia. Sbaglia purtroppo un tiro Sì. rovesciato da sotto canestro Marton. Allora Fabri, forse poteva girarsi Serena? Beh, ma sai, quella situazione non è semplice. Di prendere il tempo alla difesa e tirare apprezzo molto però la velocità di esecuzione dei passaggi di Conegliano. Questa è una chiave che va assolutamente, dobbiamo assolutamente continuare su questo, perché siamo riusciti a liberarci con dei passaggi molto veloci. Adesso addirittura Francisca su Serena, c'è un cambio difensivo sul blocco, si poteva forse sfruttare, e poi invece Boccalato a tirare direttamente in faccia a Cicu e a mettere la bomba dei 3 punti del 20-15. Conegliano è lì. Si era preso sufficiente spazio qui Rossana per tirare da 3, ottima lettura. Bomben a recuperare questo passaggio skip che taglia tutta la difesa, poi ancora Cicu a rimbalzo, ancora raddoppiata, deve riaprire. Bravissima Anese, Giulia Anese, anche lei classe 2009. Sì, molto brava. Comunque devo dire la verità, grandissima comunque intensità della difesa di Conegliano, perché raddoppia sempre su Francisca. Sì, intensità e ottima organizzazione di questi raddoppi che stanno mettendo comunque in difficoltà l'attacco pordenonese, nonostante i 22 punti comunque segnati fino adesso. Ancora bel passaggio per Francisca che deve comunque ancora riaprire, buca l'anticipo Marton, salva la palla in qualche modo Bomben, poi dai 3 punti a sbagliare Zoffi. Era buono il tagliafuori di Maya Tramontin. Qua rischia il tecnico, il coach. Il fallo è di Francisca addirittura. Sì, protesta molto, però a mio avviso Fabri, io ritengo che questo fischio sia corretto. Allora, il Grava dice pensava che fosse esatto. la Maia, perché di pallacanestro tutto sommato sa, ma non tantissimo. Ma ne sa più di me, però. A me sembrava chiaro il fallo Maia di Francisca. Tenuto bene la posizione, aveva fatto un ottimo tagliafuori. Ovviamente Francisca stava cercando di sfruttare la sua superiorità fisica, però ha spinto. E giustamente l'arbitro secondo me ha fischiato fallo. Adesso è Amabiglia dai 3 punti. Sfortunatissima non Claudia. A sbloccarsi Claudia. Dall'altra parte forse uno sfondamento. Se fatta male, benvenuti. Non si ferma il gioco. Tramontin recupera la palla. Ancora Tramontin che può superare la metà campo, attaccare il pressing di Pordenone. Le soffia la palla a Bomben che poi va ad arrestarsi e a subire fallo sotto canestro. Sì, ha giocato molto bene qui Bomben. Aspettava un'esitazione da parte di Maya, e non appena Maya ha esitato solo un attimo si è buttata sulla palla. Cosa dici Fabio? Prima ci stava uno sfondamento, però. Ma secondo me sì, qua su Serena Marton sì, ci poteva stare sicuramente uno sfondamento. Gli arbitri non se la sono sentita di fischiare. Adesso abbiamo Bomben che anche lei 2006 comunque, quindi dall'alto dei suoi 18 anni, sta giocando anche lei con una grandissima maturità. Segna entrambi i tiri liberi. Sì, piazza un 2 su 2 che riporta Pordenone a più 9, quindi sicuramente ampio questo svantaggio. Purtroppo adesso ancora Bomben che va a recuperare su Marton. Grazie a Bomben, recupera Tramontin, poi ancora Marton che può attaccare il centro dell'area. Bravissima a fintare per Amabiglia e poi servire Boccalato proprio sotto canestro per un tiro facile. Attacco strabico qui di Marton che guarda da una parte. A servire Boccalato, poi purtroppo non siamo precisissimi nei passaggi da sotto canestro. Intanto sul cubo del cambio attenzione che qui Pordenone ammette di aver toccato la palla. Grande esempio di sportività, e anche questo potrebbe essere da un certo punto di vista la migliore un'azione da premiare.
però non chiedo alla regia di recuperare l'autrice dell'azione. Malbascia con la palla riapre per Marton che insacca dalla media. E adesso recuperiamo la palla perché Sì. è buona la difesa anche di Conegliano che costringe Pordenone a una palla persa sul 24-19. Buon ritorno di Conegliano, esattamente, buon ritorno di Conegliano. Scusa Fabri, ti ho parlato sopra, però adesso direi che è il momento di dare anche un po' di spazio ai nostri sponsor. Time out per noi. Bene, siamo in diretta qui al Pala BFC, dove c'è una BFC a meno 5 che sta cercando di rimettere la palla in campo con 14 secondi per giocarsi questa azione d'attacco, per capire se riusciamo a rosicchiare ancora un po' di questo svantaggio. Marton da 3 punti, è strasfortunata in questo caso Serena. Sì, vabbè, ma oggi siamo veramente sfortunati sui tiri da 3. 7 forse. È veramente una sfortuna. Ci sta uscendo tutto. Comunque siamo a meno 5. Adesso è palla Pordenone che è rimessa. Che va a rimettere. Fallo per Amabiglia. Poi aggressivissimo Conegliano in difesa. Va a raddoppiare con due vere. Due mastini. Zanardo e Sponchiado. Esatto. E si guadagna una palla contesa, che in questo caso sembra essere. No, si discute. Sì, palla contesa, ma è palla alla difesa, perché prima l'ultima palla contesa era per Conegliano. No? Com'è? Scusa, ha girato la freccia, no? No, è per Conegliano. Scusate, ma c'è Grava che mi sfotte per la mia mancata conoscenza di regole astruse di questo sport. Boccalato, spalle a canestro. Riapre per Zanardo che sbaglia da 3. Non grandissime percentuali per Conegliano. No, tipo 1 su 1000. Però molto, ma 1 su 1000 ce la fa in difesa. Adesso Crovato, scusate, che va a attaccare l'area e recuperiamo quasi una palla perché ha trovato un muro davanti. Crovato ha trovato un muro. Però intanto Pordenone 7 secondi per giocarsi questa azione. Ancora Crovato, mancina da 3 punti. È un po' fortunata. Beh, insomma, per gli amici di Pordenone sappiate che Crovato come minimo deve portare le paste, perché la tripla di tabella non dichiarata. Malbascia che va a attaccare l'area a mano sinistra, sbaglia. Boccalato a correggere il suo tiro. Molto concentrata qui Rossana. Mamma mia, qui Elena Lazzari fortissimo in mezzo all'area e poi non sarà sfondamento ma sarà fallo di Malbascia e questa volta è la panchina coneglianese. Sì, esplode anche il pubblico di casa, però attenzione, allora spezzo una lancia a favore dell'arbitro perché si stava girando Sara
Sì, anche secondo me non era sfondamento perché non era perfettamente immobile. Adesso no, si lamenta coach Minicleri e dice non stava tirando. Esatto, non stava tirando. Ah, e non siamo in bonus ovviamente. Anche secondo me non stava tirando. L'arbitro forse ritiene che avesse già recuperato il pallone, che quindi fosse in azione di tiro. Fatto sta che sono 2 tiri liberi per Elena Lazzari, classe 2007. Precisissima sempre dalla lunetta Elena. E riesce anche ad andare contro la gufata di Fede. E fa 2 su 2. Infatti avevo detto che era precisa, non è che se parlo... Lì così. Esatto, non è che... E Pordenone ritorna in un attimo a più 8. Quindi dopo tutta la fatica fatta... Buona l'idea di Sponchiado, poi è stato sporcato il passaggio, ma intanto c'è l'errore di Marton, Sponchiado dai 3 punti, che colpisce i 24. Niente, oggi non ce n'è, i tiri da 3 sembrano stregati. A parte un canestro di Boccalato dalla parte centrale, non abbiamo segnato niente da fuori. E siamo tutto sommato sotto gli 8, quindi ripeto, prima o poi entrerà qualcosa. Intanto entra Lazzari e serve benissimo Francisca, ma stoppata da Marton. Sì, e anche questa si denota come una possibile azione abbastanza storica. Adesso molto bene Malbascia qui su Francisca che prova a girarsi. E ancora una volta bellissimo il raddoppio difensivo di Zanardo che arriva dal lato debole e va a recuperare questo pallone. Assolutamente, Giorgia Zanardo che fa dell'intensità in difesa, sicuramente la sua cifra stilistica ha veramente impattato in maniera molto importante su questa difesa. Fortuna di nuovo alla caviglia, Sponchiado, poi Pordenone riesce a tenere viva la palla, Sponchiado deve essere cambiata immediatamente. Sì. Boccalato per Marton che va a attaccare, poi subisce fallo, ma purtroppo Marta Sponchiado si è infortunata, adesso sta facendo finta di niente. Sì, sta facendo finta di niente, ma coach Mincleri ha visto. Sì. Ed è proprio il caso di fare questa sostituzione. Marta, giocatrice veramente importante per Conegliano, deve assolutamente recuperare il 100% dall'infortunio. Rientrano nella partita Sara Colombi e Claudia Mabiglia. Quindi abbastanza confusa queste dinamiche dell'ultimo minuto. E ancora Pordenone a più 8, Conegliano prova a riportarsi sotto, molto bene quel passaggio per Boccalato che si libera bene, però tira purtroppo corto e Pordenone lancia un contropiede. Però ancora una palla recuperata per Conegliano in frazione di passi. Adesso Bomben sta facendo vedere che aveva tenuto il piede perno. Boccalato con la palla, attacca 1 contro 1, però poi sullo scarico Bomben che legge la situazione e poi Zoffi dai 3 punti, sbaglia, K deve fare fallo su Cicu che era andata a rimbalzo in attacco, saranno 2 tiri liberi, per lei. Francisca Cicu che viaggia con 17 punti di media in questo campionato, quasi 18. Intanto rivediamo in campo Marta Maschietto, Marta che non ha trovato i soliti spazi durante il primo quarto. No, infatti Marta deve assolutamente entrare in partita perché ovviamente può essere un fattore e deve essere un fattore. Intanto lungo il primo per Francisca Cicu, giocatrice originaria della Nigeria. Difficile vedere che ne sbagli 2 però Fabri. Quasi impossibile direi. E neanche la doppia gufata. Niente. Riesce a... Quindi abbiamo un 2 su 4 sulle gufate. Mamma mia, qui però una volta Bomben a soffiare la palla alle nostre palleggiatrici e andare a segnare indisturbata in contropiede. Allora sottolineiamo Bomben perché ha
Fabri ha fatto ripetutamente questa azione, quindi non è stato un caso. È velocissima con le mani proprio, quindi bisogna stare molto attenti, proteggere il palleggio. Ah sì, E time out assolutamente. ancora per coach Minincleri e direi time out anche per noi. Allora, siamo rientrati qui in diretta con questa partita che vede Pordenone avanti di 11 punti su BFC, una Pordenone che sta mettendo veramente in grande difficoltà Conegliano. Sì, grande aggressività di Pordenone, grande intensità, qualche errore anche da sotto di Conegliano. Adesso forse Maschietto potrà sfruttare il vantaggio fisico, invece riapre per Amalbiglia che sfrutta il suo tiro da 3 punti. Molto Fondamentale bene. in questo momento per riavvicinarsi a -8. Aggressiva Giorgia Zanardo come sempre, è una palla buttata un po' via da Bombeni in questo caso, credo. Marta Maschietto che riapre ancora per Amabiglia dai 3 punti, e in un attimo siamo a -5 con le 2 bombe di Claudia Amabiglia. E In un d'altronde momento di grossa difficoltà ha deciso di entrare di prepotenza in questa partita. Fortissima difesa adesso di Claudia e poi un fallo fallo fischiato. tecnico al... Cosa succede? Non ho Cos'è capito a successo? chi sia stato fischiato questo fallo. Fallo tecnico l'allenatore ospite, dice il Grava. Sì, si è lamentato con gli arbitri di parecchi contatti che c'erano, però diciamola tutta che questi contatti non sono stati fischiati questa sera da nessuna delle due parti. Vabbè, ci dà un po' di respiro questo fallo tecnico ed è Claudia Amabiglia. Adesso coach Gallini dice apriamo i gomiti e proteggiamo la palla. Sta mimando molto bene il movimento. Ah sì, è assolutamente determinatissimo il coach. Allora, 28 Conegliano, 32 Pordenone. Molto bene qui Bomben, si libera però non riesce a trovare la coordinazione, sostiene di essere stata sbilanciata al momento del tiro, gli arbitri non hanno fischiato e la palla è per Conegliano che può rimettere e provare un'altra azione per continuare a rosicchiare pian piano questo svantaggio. Amabiglia supera la metà campo, un passaggio un po' molle per Maschietto che però riceve la palla. Adesso è Colombi dai 3 punti, lungo il suo tiro, ma Zanardo a recuperare la palla e riesce a mantenere il possesso perché l'ultima a toccare è Crovato. Sul tavolo chiede agli arbitri probabilmente qualcosa relativamente al cronometro dei 24. Ricordiamo che Conegliano, non avendo preso il ferro, ha preso solo rete, È vero questo. il tiro di K. A Conegliano rimangono solo 8 secondi per chiudere questa azione. Vediamo come se la gioca Malbascia. Maschietto non se la Malbascia. sente di tirare perché c'erano le braccia lunghissime di Cicu a chiudere lì
a spegnere un po' la luce sotto canestro, poi è Colombia a fare fallo. Sì, Colombia a fare fallo su un'Elena Lazzari che forse mima un attimo. eh, Siamo in bonus? Eh sì, purtroppo siamo in Ah sì, bonus, quindi siamo in saranno 2 bonus. tiri liberi, non è stata Due una liberi. scelta molto azzeccata questa di Colombi, anche Però perché Lazzari sappiamo Lazzari è che è sicuramente una super giocatrice, precisa. nonostante sia giovane, è comunque molto esperta perché Come, come riesce vediamo. a mimare molto bene anche questa azione e a far indurre sicuramente l'arbitro al fischio. Un 2 su 2 sicuro. Tiro dolcissimo per lei. Più 6 Pordenone. Rientra Rossana Boccalato, esce Sara Malbascia. Adesso un po' di difficoltà per Boccalato che poi recupera comunque la palla. Subiscono veramente l'aggressività di Pordenone, è un fattore Zanardo che serve determinante. bene Boccalato sotto canestro. Si fa spazio e con l'aiuto dell'amico Tabellone segna questi 2 punti. Contatto durissimo di Zanardo, non fischiato su Lazzari. E poi grande pressione difensiva ancora di Boccalato. Una palla recuperata. Molto bene, siamo a meno 4, stiamo continuando a spingere sul piede dell'intensità, siamo gravati di 5 falli per cui ogni contatto, ogni fischio adesso porterà Pordenone in lunetta. Conegliano però deve continuare a giocare, cercare i contatti, di prendersi i falli. Adesso ci si tuffa davvero su tutti i palloni. Bombay a giocare 1 contro 1, bravissima, bravissima Sì. davvero. Prende il tempo a Maschietto e va dentro Niente con po' di meno che a Maschietto, e tra l'altro secondo me sarà anche un possibile fallo. E poi soffia l'ennesima palla dal palleggio e va a chiudere da sotto. Credo sia almeno la terza volta che fa questa azione. Forse dobbiamo porci il problema di proteggere un po' il palleggio quando ce l'hai davanti, ma dall'altra parte abbiamo Amabilia che non vuole saperne. Sì. Terza bomba per lei, 38-33. 10 punti per lei, 3 bombe e un libero. Adesso un fallo di Zanardo, io sinceramente forse avrei No, il anche non fallo è stato fischiato. fischiato da Mabiglia, a mio Ok, avviso. allora ci stava. È il terzo fallo, attenzione. Di nuovo in campo Sponchiado. La nostra top scorer si trova con 3 falli. Questo è un grosso problema. Sì, non è una bella notizia. Di nuovo in campo Sponchiado visibilmente zoppicante. Ancora Lazzari. E ancora a segnare, credo sia 5 su 5 per lei della lunetta, vado a memoria. Sbaglia il sesto, ma è Francisca prende il rimbalzo, poi in qualche modo riusciamo a recuperare il pallone. Marton con la palla. Poteva servire Boccalato, ma c'è grande pressione su di lei. Maschietto marcata da Francisca Cicu, adesso Sponchiado. 6 secondi alla fine dell'azione e Sponchiado recupera per Maschietto che tira perché sta scadendo il tempo. Sì, Maschietto non aveva il tempo di prendere la mira, ha dovuto tirare. Il tiro un po' forzato, è uscito. Siamo sotto di 6, è ancora molto bene Pordenone, però Rossana Boccalato legge molto bene l'azione, pesta però la linea. Pordenone, 33 Conegliano, palla per Pordenone, 39 secondi alla fine di questo quarto che ci ha visto andare sotto anche fino al sotto di 11. E cerca la furbata addirittura Elena Lazzari, passando la palla sulla schiena dell'avversaria. E le dice male stavolta. Il pallone, andiamo a segnare con Colombi da sotto, ma adesso ancora in contropiede con Zoffi Pordenone. Recuperiamo il pallone. 22 secondi per provare a giocarci l'ultima azione. L'ultimo tiro, sì. Ed è Sponchiado, marcata da Crovato, blocca Marta Maschietto. C'è un fallo, ma è solo il terzo fallo per Pordenone, quindi sarà rimessa laterale a 10 secondi dalla fine del quarto. 39-35 per Pordenone. Sulla sedia del cambio Capitan Marchioni, cambio per Sponchiado.
Intanto salutiamo i nostri amici che ci seguono da casa, in particolare Alessia Lanzavecchia e Srinigami dice. Grazie per i messaggi che Salutiamo ci Alessia mandate. e poi... E Srinigami dice. Ah. Ho imparato a dirlo bene, eh? Shinigami. 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 Awanagana. Ok, ci siamo. 10 secondi. Palla rubata ancora una volta da Bomben e Francisca che va a appoggiare da sotto sulla sirena. 35-41. Ma una gran bella partita, Fabio, perché comunque sono stati segnati molti punti. Questo nonostante le basse percentuali da tiro di BFC, quindi BFC sta soffrendo sì Pordenone, però in qualche maniera sta facendo la sua partita. Probabilmente alcune delle protagoniste che solitamente salgono in cattedra oggi stanno trovando un po' più di difficoltà in casa BFC. Sì, stiamo un po' subendo la fisicità sotto canestro di Francisca e poi la grande pressione difensiva della difesa pordenonese. D'altra parte noi non ci stiamo tirando indietro perché stiamo comunque continuando a lottare, comunque mettendo anche noi grossa pressione e questo ci ha tenuto in partita perché le percentuali fino adesso, a parte una Claudia Amabiglia che si è sbloccata e ha messo 3 bombe da 3 punti, però per il resto abbiamo comunque avuto delle percentuali deficitarie. Benissimo, allora adesso diamo la linea alla regia, ma vi aspettiamo tutti, anche la famiglia Fontana che ci saluta in vacanza da Firenze, vi aspettiamo tutti tra pochissimi minuti per l'intervista al nostro sponsor, oggi sponsor dei M3 Knitwear, abbiamo il piacere di averli qui, ci racconteranno la storia della loro azienda fra poco. Grazie. Buonasera, siamo qui all'intervallo di questa quinta partita del campionato di Serie B femminile. Oggi al Pala BFC abbiamo l'onore di ospitare Marzia Sacco di M3 Knitwear. Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie. Allora, Marzia oggi è lo sponsor day di M3. M3 è un'azienda del nostro territorio, un'azienda che nasce come un'azienda artigianale parecchi anni fa, vero? 62 anni fa per la precisione. E in 62 anni da un piccolo laboratorio si è espansa sempre di più, portando diciamo le proprie idee e i propri capi in giro un po' per tutta Europa. Vuoi raccontarci un attimo l'evoluzione della vostra azienda? Certo, l'azienda è stata fondata, come dicevo, 62 anni fa dai miei genitori ed ora io con 2 fratelli e una sorella portiamo avanti questa attività che è di produzione di maglieria prevalentemente donna ma un po' anche uomo per brand soprattutto stranieri, francesi, belgi e produciamo per loro tutta la parte, ripeto, maglieria da inserire nelle loro collezioni di alta moda. Benissimo, quindi un grande vanto per il nostro territorio appunto avere aziende che esportano le proprie idee, esportano
i propri prodotti, ma soprattutto anche una visione che avete, perché la vostra azienda è anche attenta ai temi come quelli della sostenibilità o della scelta particolare dei filati. Raccontaci anche di questo. Sì, ormai è una scelta che è diventata imprescindibile e soprattutto per il nostro settore, che forse non tutti lo sanno, è il secondo più inquinante al mondo. Quindi la nostra azienda, lavorando da sempre su prodotti di qualità, ha scelto di buttarsi veramente a capofitto in quella che è una strategia di attività sostenibile, sia nella scelta delle materie prime di elevata qualità, quindi durevoli, e sia nella produzione di capi che di fatto possano durare una vita e in questo modo già essere sostenibili, ma secondariamente anche con un'attività attenta a tutte le altre problematiche della sostenibilità, sia dal punto di vista sociale che ambientale. E anche questo è un bellissimo messaggio, insomma, in quest'epoca in cui è tutto un po' mordi e fuggi, pensare alla qualità, pensare alla sostenibilità, pensare all'ambiente, sono temi che fanno capire, insomma, quanto non sia un progetto così campato in aria, ma proprio un'idea dei valori che voi riuscite a portare avanti tramite il vostro lavoro. E dalla sostenibilità ambientale passiamo anche al fatto che voi sostenete lo sport nel territorio, credete molto in questa attività di aiuto nei confronti dell'attività sportiva. Assolutamente sì, diciamo che viene un po', sta un po' nel nostro DNA. La nostra è un'azienda di seconda generazione, però i nostri genitori già loro, insomma, con la prima attività, quando potevano aiutavano le realtà locali, e noi perseguiamo questo obiettivo che riteniamo sia fondamentale, perché noi come azienda siamo sicuramente debitori verso l'ambiente, verso il nostro territorio, di quanto ci viene dato, e una delle forme migliori è assolutamente sostenere lo sport locale, che peraltro è una nostra convinzione, è un'attività che non può fare che bene ai nostri giovani. Infatti proprio di giovani parliamo, noi abbiamo deciso con Marzia oggi di scendere proprio in mezzo al campo, magari vedrete un po' di confusione attorno a noi, ma a noi piace vedere così il palazzetto pieno di ragazzi, ci sono i ragazzi delle giovanili, ci sono ragazzini, ragazzine che vengono a vedere la partita, e tutto questo noi riusciamo a metterlo in campo grazie al sostegno dei nostri sponsor. Per cui Marzia, questo è un grande saluto e un ringraziamento che ti facciamo. Grazie a voi per la vostra attività. Segui tutta la partita, mi raccomando, perché sì. a fine gara avremo di nuovo Marzia qui per una premiazione speciale. Oltre all'MVP, il classico nostro premio che è messo in palio dal nostro sponsor Buzz Wine, oggi anche M3 ha deciso di sostenere l'azione più bella della partita, che verrà votata da una giuria tecnica, e quindi ci sarà una doppia premiazione, e grazie mille per il vostro aiuto. A dopo. Okay.
Eccoci di nuovo in diretta qui dal Pala BFC per questo secondo tempo di basket femminile conegliano contro Sistema Rosa Pallacanestro Pordenone. In vantaggio Pordenone per 43-35 con questo canestro di Francisca Cicu. Bella partita qui al Pala BFC e tantissimo pubblico questa sera, praticamente quasi esaurite le tribune del Palasport. Qui in console abbiamo Andrea Grava alla regia, abbiamo Marchetto alla videocamera, tanto Malbaja a segnare da sotto canestro per il 43-37, poi abbiamo Double T alla camera sul campo e poi abbiamo anche Federico Kais che in questo momento deve ancora rientrare dall'intervista che ha appena fatto allo sponsor di giornata M3 Kitwear. Tanto 45-37 a 9 minuti alla fine del secondo quarto. Sponchiado a chiamare l'attacco 3, sfrutta il blocco di Malbascia, cambio difensivo per Pordenone, poi palla per Amabiglia, ha segnato 3 bombe da 3 punti. Claudia tanto va a girarsi e a chiudere da sotto, sbaglia. Bomben dall'altra parte, in campo aperto, rapidissima ancora una volta, si appoggia, sbaglia da sotto, rimbalzo ancora per Pordenone. Elena Lazzari che finta il tiro, attacca a mano sinistra, sbaglia anche lei, tiene vivo il pallone Francisca e insacca Bomben per il 47-37. In un attimo Conegliano è di nuovo sotto di 10 punti. Sponchiado a sfruttare il blocco di Malbascia, cambio difensivo, poi ancora Sponchiado a guadagnare un fallo, sta giocando su una gamba sola la povera Marta Sponchiado. Ha una caviglia davvero in pessime condizioni e infortunio che si è ripetuto anche nel secondo quarto. Adesso saranno 2 tiri liberi per Marta. 2 tiri liberi per Marta con il primo che va leggermente corto, con tutto il sostegno di Cristian Giomo che ci scrive da Madrid. E che salutiamo e che invidiamo anche un po'. Segna il secondo Marta. Vai Cristian, ad ogni tiro libero vogliamo il tuo messaggio. Attacco corna per Pordenone, poi è un po' impreciso il passaggio per Crovato. Sbaglia da fuori Zoffi, Boccalato in campo aperto che serve Amabiglia dai 3 punti. Sbaglia Amabiglia, però tocca la palla a Boccalato, è proprio lei l'ultima a toccare. Rimessa per Pordenone. Boccalato ha allungato la manona, effettivamente era il suo l'ultimo tocco, la palla è fuori. Adesso Pordenone con qualche difficoltà. E molto bene questo pallone toccato, sporcato da Amabiglia e recuperato poi da Sponchiado che va a segnare. 2 contro 1 da questa parte e addirittura una correzione al volo di Francisca Cicu. 49 Pordenone, 40 Conegliano. Attenzione a Bomben che ha già rubato almeno 4 palloni in quel modo, adesso però Sì, viene Bomben, fatto fallo. attenzione perché il quarto fallo dovrebbe essere di Bomben. Sì, esattamente. Quindi pazzesco l'impatto di Bomben che chiaramente, avendo questo gioco molto aggressivo, inevitabilmente si espone alla gogna dei falli, però 14 punti, tantissime palle recuperate, impatto in partita devastante per lei. Boccalato dai 3 punti, sbaglia
Francisca lotta a rimbalzo, recupera la palla. Peccato, questo era un buon tiro per Rossana. La palla è uscita. Ancora Zoffi da centro area, sta facendo malissimo, 10 punti sì. per lei. Sì, benissimo Zoffi, complimenti veramente a questa giovane giocatrice. E guardate come difende. Adesso Boccalato, attaccare l'area, le sporca la palla. Adesso non vedo il numero. Non vedo il numero anche perché ha i capelli sopra. No, comunque è Crovato. Allora, più 11 Pordenone, esce Sponchiado, entra Giulia Vettori. Rimessa Mabiglia, vediamo come ce la giochiamo. Palla per Boccalato che finta tiro da 3, poi vuole attaccare Crovato. Trova Malbascia dai 3 punti addirittura, che sbaglia, va a prendere proprio fallo, tipo sì, è andata KO. un'azione che avevamo visto fare in passato a Capitan Marchioni. Sì. Poi, tiro e subito a prendersi la palla. E questa è una palla recuperata che darei a Serena Marton, che ha sporcato il pallone da dietro. Tanto nonostante tanti contatti su Giulia Vettori non sono stati fischiati, però è riuscita a recuperare la palla, darla a Serena Marton. Rossana Boccalato, buon tiro corto, peccato. Sì, le è uscito proprio male dalle mani, sinceramente, si vedeva subito. Tanto bellissima azione qui. E questo un'infrazione di passi, ha rischiato tantissimo a Mabiglia, l'arbitro ci ha pensato. Ha recuperato invece il pallone Claudia, ma con i suoi 3 falli è stata un'azione molto rischiosa. È andata bene, bene così per noi. Meno 9 BFC, 6 minuti e 04 in questo terzo quarto. Dobbiamo assolutamente adesso trovare la maniera di ritornare in partita. Vettori che chiama l'attacco 4 e serve Marton. Poi palla dentro a Boccalato che se la gioca contro Zoffi, riapre per Vettori che va a attaccare il ferro. È corto il suo tiro purtroppo, ma recupera il suo rimbalzo e subisce un fallo e saranno 2 tiri liberi per lei. Allora, Vettori aveva fatto un bellissimo movimento in entrata, aveva mandato, diciamo, al bar le avversarie, purtroppo però il tiro le è uscito timido e si è fermato sul primo ferro. Però grande mentalità qui di Giulia, che va a prendersi il rimbalzo. Sfortunata con il primo tiro libero che gira ed esce. Segna il secondo, 43-51, a 5:40 dalla fine del terzo quarto. Ancora pressione per Conegliano. Lazzari a servire Francisca Cicu che segna facilmente da sotto. Però subito in contropiede Marton, vuole attaccare la linea di fondo, poi riapre il gioco, spalle a canestro per Vettori che finta una partenza un po' rischiosa. Malbascia da 3 punti, gira ed esce, ma è Boccalato a prendere rimbalzi in attacco, a guadagnare un fallo. E questa cosa dei rimbalzi in attacco ci sta tenendo un po' a galla. Sì, ci sta tenendo a galla ed è importante continuare su questa strada, perché dobbiamo assolutamente rendere la vita difficile a Pordenone dal punto di vista dei falli. È l'unica probabilmente chiave che potrebbe permetterci di tornare in partita in questo momento. Sì, 4-0 i falli a sfavore di Pordenone, quindi sono in bonus. Segna il primo Boccalato, intanto coach Minincleri abbassa il quintetto, esce Malbascia, entra Tramontin. Anche con l'idea probabilmente di aumentare la pericolosità dei 3 punti. Peccato qui, per poco Rossana non riusciva a recuperare, intercettare la palla. Schema a testa per Pordenone. Molto brava Zoffi a fintare di andare sul pick and roll e poi attaccare invece la linea laterale e andare a chiudere da sotto tenendo anche il contatto. 55-45, 4:58 alla fine del terzo quarto. Conegliano è ancora sotto di 10 punti. Time out in campo e time out anche per noi.
E ripetiamo la linea qui al Pala BFC con Maia Tramontin che gioca su Rossana Boccalato che lascia Giulia Vettori, un Conegliano un po' in difficoltà con una Pordenone assolutamente terrificante, più 10 per Pordenone, grande intensità difesa per Pordenone, cosa che però sta un po' complicando sta un attimo complicando la tattica di Pordenone questa grande aggressività perché sta mandando in lunetta Conegliano, però sono 10 punti di differenza e quindi sicuramente Sì, diciamo che adesso gli arbitri stanno mettendo un po' più attenzione a questi contatti, noi li stiamo anche evidenziando, stiamo giustamente essendo in bonus Pordenone, stiamo attaccando contro la loro aggressività anche in palleggio e questa può essere una chiave della partita. ci stiamo attaccando e possiamo permetterci una elevata pressione. Ancora di tabella se non sbaglio, Sì. Lazzari. Quindi sono paste doppie per Pordenone. Per il 58-47. Adesso è Martone ad attaccare e a subire dei contatti. E Boccalato che si gira e segna da centro area. Molto bene Rossana, meno 9 Conegliano. Diversi contatti su Marton qui che potevano essere fischiati. Molto bene Giulia Vettori in difesa su Francisca. Però Francisca lì sotto sta facendo veramente danni. Poi comanda. Le nostre avversarie stanno sfruttando il tabellone con sì, diciamo che cultura. Sono fatte amiche del tabellone. Ancora contatti. Amabiglia dai 3 punti, ancora canestro. Molto bene Claudia, molto bene Claudia. Molto bene. 3-29, 3-28. Adesso è zona per Conegliano. Boccalato va a saltare sulla finta di tiro di Lazzari, che è velocissima ad attaccare in palleggio. Sì. Cioè, tutti a mano. Allora, grande finta qui di Lazzari, è andata dentro velocissima, puntando l'area di Conegliano. Ancora Francisca, guardate che movimento. Tanta roba. È un'infrazione di passi, però un movimento veramente velocissimo. Adesso è Marton che può attaccare sul lato, ma è già chiusa la difesa pordenonese. Va a sfruttare il fisico, va a segnare da sotto Serena. Sì, con continui contatti comunque Fabri, Cioè, anche qui secondo me c'era un fallo. E poi è Tramontin che va fuori con le gambe troppo dritte per poter tenere poi la partenza di Crovato. Sì, Crovato qui se la fuma. Purtroppo Maia è rimasta, ha veramente abboccato in ritardo al movimento e quindi inevitabilmente ha fatto fallo. 8 punti, adesso ancora Lazzari da 3. E fallo su tiro da 3 di Lazzari di Giulia Vettori. Saranno 3 tiri liberi per Lazzari, davvero regalati. Sì, anche perché le stiamo regalando a una giocatrice che ha una precisione da 3 dalla lunetta che è devastante. Ha già 8 punti e credo che 6 degli 8 li abbia fatti, 5 su 8 li abbia fatti dai liberi, più una tripla di tabella. 6, credo. Più la tripla di tabella. Più la tripla di tabella. Sbaglia il primo Lazzari. Strano, quasi impossibile. Sicuramente segnerà gli altri 2. Sbaglia il secondo, era solo... No, giustamente, erano 3 tiri liberi. Sì, erano 3 liberi. Era fallo su tiro da 3, comunque ha sbagliato anche il secondo. Avrà un terzo tiro libero, però davvero un evento, ha sbagliato i primi 2. Sì, un evento più unico che raro. Il terzo. Infatti lo insacca. Gesto di stizza da parte sua. Ancora comunque 9 punti di vantaggio per Sistema Rosa. Martone supera la metà campo. Attenzione da dietro, ovviamente arriva Crovato, ma poi è Boccalato dai 3 punti. 20 punti per Rossana. E meno 6 per Conegliano a 2,27 dalla fine del terzo quarto. Sì. Tuffo
di Vettori che recupera la palla. Tramontin a mo' di quarterback a servire Boccalato, che però si fa male. No, solo un colpo per lei e siamo a meno 4. Meno 4. Ancora zona per Conegliano. Crovato da 3, sbaglia però Francisca Lì a è... recuperare il rimbalzo. Ancora Crovato, un contatto, Marton che esce con la palla, Però Boccalato Amabiglia sta male, per Tramontin. Amabiglia, Rossana si è fatta male. mi sa di sì. Amabiglia da 3, sbaglia. Adesso subito in contropiede Pordenone con Crovato che riapre il gioco. Abbiamo già Maschietto, scusate, sul cubo del cambio, probabilmente per dare un cambio a Boccalato, e questo è un fallo di Vettori anche per dare il cambio alla compagna che si è infortunata. Sì, che abbiamo fatto fallo su Lazzari di nuovo, però non siamo in bonus, quindi si tocca il polpaccio sinistro sì. Boccalato. Sulla Pessima notizia. Sì, pessima notizia veramente. Pessima notizia. Si è trovato. Buona la difesa di Tramontin che costringe all'infrazione ai passi Crovato. L'aveva chiuso il lato sinistro, è andato a destra, poi ha cambiato mano, ma ha fatto infrazione di passi, ma anche perché Tramontin si era messa molto bene davanti con il corpo. Assolutamente, Maia qui ha letto benissimo l'azione avversaria. È stata veramente fondamentale l'azione di Maia, brava. Attenzione al recupero da dietro di Anese, è entrata in campo. Adesso Vettori può sfruttare il blocco, vuole servire Maschietto, e buono il ribaltamento per il tiro lungo di Serena Marton. Poi e canestro con coefficiente di difficoltà altissimo perché c'era una mano, perché Maschietto ha rinunciato al tiro per servire Giulia Vettori. Buona difesa di Amabiglia, buona ancora la difesa di Amabiglia, poi Vettori sul tiro da 3, palo di Zoffi credo. Sì, ma qui Amabiglia ha dovuto veramente farsi spazio tra le mani avversarie in difesa, c'erano almeno 2 contatti su di lei nettissimi. Tramontin da 3, Tramontin la mette da 3 e adesso il passo, il pala BFC perché si alza altissimo l'urlo della curva coneglianese per il vantaggio 64-63 per Conegliano. 21 secondi alla fine del terzo quarto, partita bellissima. Dai che la prendiamo. Adesso mani sulla palla di Serena Marton, fischia fallo su Elena Lazzari, anche che Elena Lazzari avrà 2 tiri liberi. Sì. Elena Lazzari infallibile, avrà 2 tiri liberi a 14-8 dalla fine di questo bellissimo terzo quarto, che ha visto BFC in un attimo rientrare in partita dopo uno svantaggio anche importante che variava sempre tra gli 8 e i 10 punti. Ha trovato finalmente dei buoni tiri Conegliano. Adesso è Lazzari a riportare in parità il punteggio sul 64 pari, 14 secondi e 8 decimi alla fine del terzo quarto. Freddissima Elena Lazzari. Brava Elena, 65 Pordenone, 64 Conegliano. Giulia Vettori che porta la palla avanti, chiama lo schema a testa, sfrutta diversi blocchi per Serena Marton. Sì, grandissimo Serena Marton, le braccia di mamma mia, Cicu. Anche un canestro devastante di una difficoltà incredibile per Serena Marton, e ce ne andiamo qui in pausa tra il terzo e il quarto quarto con Conegliano avanti di 1. Lo scontro, diciamo, Marton Francisca ha creato qualche difficoltà alla giocatrice pordenonese, speriamo recuperi prontamente, ma intanto ce ne andiamo in pausa tra il terzo e il quarto quarto, linea ai nostri sponsor.
Oh, bene, allora riprendiamo la linea qui al Palla BFC. Abbiamo dato il cambio perché alla nostra regia, dato che qui siamo completamente disidratati, una partita veramente, Fabri, bellissima, combattutissima. C'è stato un momento in cui non ci credevamo molto in questo rientro, poi finalmente Conegliano ha trovato un po' più di precisione, cosa che c'era mancata nella prima metà della partita. Sì, Che siamo dire? riusciti a mettere dei tiri importanti anche da fuori, però abbiamo un po' bloccato anche l'attacco di Pordenone e sicuramente i canestri di Amabiglia importantissimi, poi l'ultimo canestro di Serena Marton che ci riporta in vantaggio. Sì, Adesso però abbiamo Boccalato fuori, sì, infortunata. Boccalato non sta bene, è evidente un problema al polpaccio, speriamo si tratti di qualcosa di poco impattante. Intanto è Amabiglia che gioca su Vettori, Vettori che subisce comunque sempre una grande aggressività in difesa da parte di Pordenone. Giulia Vettori cerca di vedere l'azione delle compagne, si libera Amabiglia, Amabiglia sfrutta il blocco di Serena Marton, scarica su Maia, Maia ancora su Vettori, Vettori finta. Beh, direi comunque un'azione davvero ottima. Sì. Abbiamo costruito un tiro Ottimo. buonissimo per Maschietto che purtroppo non ha segnato, però niente da dire. Qui un fallo forse un po' ingenuo da parte di Maia Tramontin che voleva mettere la mano sulla palla, però purtroppo ha trovato il braccio dell'avversaria e quindi c'è Pordenone qui con 17 secondi in azione d'attacco da giocare. È un fallo già per Conegliano in questo primo quarto. E adesso velocissima Bomben, andare via niente po' di meno che a Serena Marton, che comunque quanto a difesa non ha niente da invidiare a nessuno. Più uno Pordenone, Serena Marton. Amabiglia con la palla, sfrutta il blocco di Tramontin che può rollare a canestro, ma serve Serena che andrà a attaccare il canestro con un passo e tiro. E ancora una volta un rimbalzo in attacco fondamentale per Giulia Vettori. Sì, Giulia assolutamente con grande testa sta giocando questa partita perché è presente veramente nelle azioni chiave di BFC. Con grande testa e con grande agonismo, tra l'altro, perché sta andando a prendersi dei rimbalzi in attacco in mezzo ad avversarie ben più alte di lei. Segna il primo, ancora parità. 6-7 a 6-7 a 8,57 della fine della partita. Segna il secondo, di nuovo più uno Conegliano, 68-67. Rientra Benvenuti dal cambio a Barzan, si alza il quintetto pordenonese. Pressione per Conegliano, ottima la rotazione difensiva di Amabiglia che ha 3 falli però. Francisca a superare la metà campo. Dieci secondi alla fine dell'azione. Barzan. Grande Giulia! Ciucuma, buona la difesa di Conegliano. Sì, ancora Vettori, una grande lettura. Dai 3 punti Amabiglia, dai 3 punti. Grande partita di Claudio Amabiglia che ci porta sul più 4. Adesso ancora Francisca a ricevere e a liberarsi molto bene nonostante tanta roba. Bravissima. Contatti ancora in campo. Tramontin con la palla, serve K che riapre per Maschietto, per Vettori, 4 secondi, fallo in attacco di Maschietto. Aveva anche segnato Vettori purtroppo, ma sul blocco di Maschietto l'arbitro ha rilevato un fallo, peccato. Peccato. Secondo fallo per Conegliano. Secondo fallo per Conegliano, ne ha uno Pordenone. In questo quarto, 7 minuti e 50, più 2 Conegliano, Pordenone palla in mano per cercare di andare ad impattare o superare Conegliano. Bomben con la palla,
a cercare sempre Francisca, invece è Lazzari a buttarsi dentro, a guadagnarsi un fallo di Tramontin che si lamenta, rischia anche il fallo tecnico e non sarebbe proprio il momento. No, non sarebbe il momento, Maia stai lì. Lazzari sta salendo in cattedra, Fabri, si è Quarto fallo presa... per Tramontin e Lazzari sta impervestando nella nostra area, guadagnando tiri liberi su tiri liberi, poi lei appunto dicevamo precisissima ai tiri liberi e quindi sbaglia il primo. Non ce ne vogliano i tifosi pordenonesi. No, vabbè, è un dato di fatto che lei sia precisa, la conosciamo da tantissimo tempo. Sbaglia anche il secondo, ma è Francisca a punirci con un rimbalzo in attacco. Poi controlla a fatica Bomben. Bomben dai 3 punti. E K a scendere con rimbalzo con la palla in mano. Poi si lotta addirittura un'infrazione dei passi che sinceramente non abbiamo visto. Non abbiamo davvero visto in questo caso qui. Perché K è caduta ma si era liberata del pallone. Sì, vabbè. L'arbitro ha deciso di interpretare questa azione in questa maniera, non ci trova... Il quintetto pordenonese è davvero alto. Bomben sbaglia il tiro e l'arbitro vede un fallo a rimbalzo su... Ma perché? Ah, Sì, fallo sì. in attacco. Fallo in attacco. Ma io non mi ero... capito se... Io non l'ho visto, scusate, ma... Non l'ho visto neanche Ma io, c'era? la verità. Ah, no, ok, no. Vabbè, quindi... Sia il secondo fallo di Francisca, forse a rimbalzo. Comunque, 71-69, 7 minuti e 22 alla fine, un contatto ancora di Lazzari. E adesso l'arbitro fischia un fallo tecnico a coach Minincleri. L'arbitro era abbastanza... il fallo era abbastanza evidente però, sì. Che poi la protesta del coach... Ma probabilmente è stata la seconda protesta vibrante in poco tempo e è andato più per somma di... Sbaglia Bomben il primo tiro libero. Però diciamo anche secondo me l'ancata era notevole, quindi non riesco a capire l'interpretazione arbitrale, ma vabbè. Vabbè, niente di fatto perché comunque Bomben ha sbagliato il tiro libero, la rimessa è in zona di difesa per Conegliano. In questa fase così rocambolesca comunque voglio ricordare agli amici che ci seguono da casa di non dimenticarsi di votare per l'MVP della partita, quindi cliccate sul link che abbiamo messo in chat e votate. Sì, perché ricordiamo che la miglior giocatrice sarà premiata con una Magnum di Prosecco Bazzo dall'azienda Bazzo Wine. Adesso ancora contatti, ancora palla vagante, 2 secondi alla fine dell'azione, però il possesso è per Pordenone. E quindi Conegliano si trova sempre 2 punti avanti, però non riesce a capitalizzare questo vantaggio e ad allargarlo perché nelle ultime azioni in attacco non è andata proprio bene. A dire il vero c'è stato prima un fallo alquanto dubbio di Marta Maschietto che ha portato a un fallo in attacco, poi questa azione contesa in cui non siamo riusciti a recuperare palla, peccato. Sì, diciamo che gli arbitri hanno un po' cambiato il metro arbitrale nella Sì, partita esatto, perché esatto. hanno iniziato non fischiando certi contatti, poi li hanno fischiati soprattutto nel terzo quarto, adesso di nuovo non stanno fischiando, quindi è anche un po' difficile riuscire a orientarsi. Tanto gira molto bene qui Pordenone, però murata pallavolistica di Marta Maschietto. Sì, anche perché sarebbe stato un canestro quasi automatico, praticamente automatico perché si stava per liberare Francisca. Intanto contatti continui, ma veramente non capisco. Grande passaggio qui di Maia. Ma come? E adesso ancora un contatto che non si poteva non fischiare a 1 metro di distanza. Adesso stiamo veramente esagerando. No, vabbè, esatto, cioè è incredibile. Vabbè, scusate, abbiamo perso il tradizionale aplomb. Sì, però diciamo che in questo caso adesso sinceramente non posso concepire che... No, era chiaramente ha tenuto giù la mano di Marta mentre andava a canestro. Rientra nella partita però Rossana Boccalato. Saranno 2 secondi per finire questa azione di attacco.
Boccalato da 3 sbaglia. Aveva raccolto questa palla dalla spazzatura Rossana. E ancora Lazzari a imperversare. Sfortunatissima qui Lazzari. Parte in campo aperto per Marta Maschietto che si appoggia. Poteva forse anche sfruttare il suo fisico. E invece Amabiglia da 3. Sbaglia per un niente. Peccato per Boccalato a rubare finalmente una palla. E poi vuole giocare. E gioca su Claudia Amabiglia che adesso può con calma chiamare il gioco per Conegliano, ma è Boccalato che tira da 3. Sfortunata, ma è Maschietto a recuperare il pallone per Vettori da 3. Peccato. Però era un buon tiro, ha fatto bene a prenderlo. Assolutamente ottima scelta qui di Conegliano. Sarà ancora sofferenza, sarà ancora difesa e sarà ancora Bomben che va dentro a segnare con il fallo. Veramente non riusciamo a tenere questi cambi di ritmo di Bomben, che cambia sia il ritmo della sua corsa che il ritmo del palleggio, quindi anche molto difficile sì, da marcare. Ed è anche il quarto fallo per Amabiglia. E questa è una pessima notizia. Esce Vittori, rientra nella partita Serena Marton. E un grande saluto anche a Mattia Zanardo che manda un forza BFC. Ciao Mattia. Grande Siamo Mattia. tutti con te. Sbaglia Bomben, rimbalzo di K. 71 pari, 5 minuti e mezzo alla fine della partita. Wow, Fabri, bellissima questa partita. Sì, davvero bella, davvero grande spettacolo stasera qui al Pala BFC. Serena Marton può attaccare, serve Maschietto che va su forte a segnare nonostante il tentativo di stoppata di Ciucu per il +2. 73. Grande Marta, si sblocca. Ancora un cambio di ritmo di Bomben e gira bene la palla anche Pordenone e sbaglia il tiro Lazzari, ma guarda cosa si è presa qui Francisca. Boccalato, difesa stoica su Cicu e poi infrazione di passi di, sì. È scivolata qui. Scusate, di Zoffi. Sfortunata Zoffi, anche perché lo scivolamento difensivo invece di Serena Martin era stato assolutamente. Ma che difesa stiamo vedendo di BFC, Fabri? Mai visto Boccalato? Grandissima difesa sia dal punto di vista agonistico dell'intensità della grinta, ma anche dal punto di vista delle rotazioni difensive e dei raddoppi. Adesso perde la palla Boccalato, Francisca contro Maschietto, fallo di Maschietto. Sì. Fallo netto qui di Marta che però d'altronde come fai a fermare un Frecciarosa in corsa? Ok, il Grava mi dice che è stata molto intelligente Francisca che si è appesa al braccio. No, non ho capito una mazza. Maschietto si è appesa al braccio, ma se non io cosa ho detto? Se non si fosse appesa al braccio probabilmente Ciucu avrebbe schiacciato. Esatto. Va bene, a posto così. Francisca precisissima dalla lunetta. Segna il primo. Molto brava anche ai tiri liberi. Ricordiamo questa squadra è la squadra che ha raggiunto le finali nazionali Under 17 di Pordenone l'anno scorso, gruppo 2006-2007. Sbaglia il secondo e Boccalato lestissima a rimbalzo, poi in campo aperto per Marton, Boccalato per Amabiglia. Boccalato prova a servire Maschietto che però non controlla la palla, peccato, una palla persa per Conegliano, davvero peccato, ma è stata anche brava Crovato in difesa su Maschietto. Qui è Pordenone che ha messo su una grandissima difesa. Certo. C'era un momento in cui Boccalato non riusciva proprio a vedere oltre, perché c'era un muro davanti a lei, non riusciva a servire una buona palla. 4 minuti e 16, 7-3, 7-2 per BFC. Lazzari chiude bene Maschietto, poi Amabiglia che ha 4 falli. Ciucu per Lazzari che finta il tiro e poi attacca la linea di fondo. Amabiglia va a rischiare, sbaglia il tiro, però è Amabiglia l'ultima a toccare, certo. Che azione aveva fatto Lazzari qui, notevole. È stata sfortunata, la palla è uscita. Fortunata però poi Pordenone perché è stato un rocambolesco rimbalzo e quindi attenzione, qui vai Giorgio. Zanardo a intercettare.
e ad appoggiare da sotto in un momento decisivo. Brava Giorgia, Arriva fuori grandissima. Giorgia Zanardo. Magic Giorgia Zanardo. Incredibile. E adesso a difendere su Bombay, quasi le ruba la palla. Difesa fortissima, ottimo raddoppio sotto canestro su Lazzari. Bellissima la chiusura su Lazzari. Bellissima. Boccalato recupera. Abbiamo tolto l'ossigeno Sì. a Pordenone. Adesso fa una magia a Mabiglia in palleggio e subisce fallo di Lazzari, che dice che ha subito lei fallo. Non lo so, però l'ha fatta vedere talmente bene, era Esatto, talmente coordinata, è una cosa da che ha NBA. subito fallo. Esatto. Quando c'è una cosa da NBA nel dubbio non si fischia, perché tanto in NBA non fischiano. Esatto. Allora vi ricordiamo ancora una volta di votare la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata a fine gara da Paolo Bazzo dell'azienda Bazzo Wine con una bottiglia Magnum di Prosecco di OCG. Intanto comunque siamo contenti che i nostri 550 amici che ci seguono da casa possano vedere una partita così interessante. 72 Pordenone, 75 BFC, partita assolutamente sul binario dell'equilibrio. No, devo dire gran pallacanestro questa sera. Sì. Entrambe le squadre stanno giocando una bella pallacanestro, bella aggressiva, ma anche tecnica, difese che si alternano. Un bello spettacolo. Ve lo consigliamo. Venite a vedere la pallacanestro, venite a vedere la pallacanestro femminile, se potete venite a vederla di persona. Assolutamente. Altrimenti collegatevi con TeleBFC. Esatto, come sta facendo Mattia Zanardo, che si è preso qualche credit sulla difesa di Giorgia. Sì, Mattia, te l'avevo già detto una volta che quando Giorgia si mette giù bene in difesa la rende difficile per tutti. Anche Shinigami apprezza la partita, quindi siamo felici che il nostro pubblico da casa si stia divertendo quanto ci stiamo divertendo noi. E il pubblico che sta assiepando qui il Pala BFC, che veramente oggi è pienissimo. Boccalato con la palla, marcata da Crovato. Adesso blocco di Maschietto, arresto e tiro di Crovato, è un po' lungo e poi anche sfortunata. È il solito rimbalzo di Ciucu. Probabilmente in doppia cifra, tranquillamente in doppia cifra sui rimbalzi. Ah sì. Buona Grande Giorgia! Zanardo su Bomben. 10 secondi alla fine dell'azione. Lazzari con la palla. Buona la difesa di Amabilia che recupera anche il pallone e poi scivola. Si è fatta male Lazzari nella torsione, è caduta male per terra e si è fatta male. Allora speriamo che non sia nulla di grave, però la vediamo particolarmente sofferente. Si è girata e poi scivolata. Si sta toccando. Non lo so. Temo Non so il perché ginocchio. temiamo il ginocchio, però dai, Già in fasciato. bocca al lupo a Elena, speriamo che non sia nulla di grave. Questa giovane guardia del 2007. Sì, dicevamo un doppio tesseramento da NPT dove gioca anche in A2. Sì, ti assicuro che è 2007 perché ho seguito le partite del 2007 da almeno 15 anni e c'era sempre lei. Ci ricordiamo un suo tiro dai 20 metri, vero Federico? Sì, guarda, ha segnato qui un tiro da 3 che è stato decisivo per permettere a NPT di passare alla fase finale, ai danni di Conegliano. Rimediando una differenza canestri cospicua. No, facciamo un grande in bocca al lupo ad Elena che riesce zoppicando, ma almeno esce sulle sue gambe. Allora, 2,51, 75 BFC, 72 Pordenone. La palla è in mano a BFC. Diciamo che è ancora troppo lunga per poter giocare col cronometro. Ma assolutamente sì. Conegliano purtroppo in bonus in questo momento. Esatto, quindi deve continuare a giocare, ma anche deve aumentare la quota falli di Pordenone. È fondamentale in questa fase. Boccalato contro Crovato. Adesso Amabilia a cercare un backdoor con Marton.
Boccalato, scusate, Rossella Boccalato che sbaglia da 3. Si lotta a rimbalzo, la palla è per Pordenone. Peccato perché qui Marton si era alzata molto bene per prendere questo rimbalzo. La palla però si è fermata Bombay da 3 punti. prima. Completamente fuori misura il suo tiro. Forse un po' stanca. Ma sicuramente una giocatrice che ha impattato in maniera devastante in questa partita, Bomben. 18 punti già per lei. Boccalato con la palla a superare la metà campo marcata da Bomben. Serena Marton riapre il gioco per Boccalato che prende la linea laterale, sbaglia da sotto, peccato perché si era liberata bene, però è arrivata in aiuto Ciucu. Bomben provato da 3, sbaglia. È corta, per fortuna la palla è nostra con Rossana Boccalato che adesso può portare avanti la palla, riesce a scaricare su Giorgia Zanardo, di nuovo su Boccalato che sta un po' zoppicando, sta continuando a zoppicare. Tacco testa, Amabiglia con la palla per Maschietto, per Boccalato da 3 punti, Boccalato per il più 6, 1,35 alla fine, 78-72. Un urlo liberatorio dalla curva coneglianese. Adesso Zoffi con la palla, Crovato attacca a mano sinistra e Mancina sbaglia, ma saranno 2 tiri liberi per lei. Contatto falloso da parte di Serena Marton. Esatto, Serena Marton sullo scivolamento è andata a contendere la palla all'avversario. L'avversario ha coperto molto bene col corpo, è riuscito a trovare anche il tiro. Adesso ha 2 liberi per riportarsi sotto Pordenone. Teniamo la linea, direi, perché veramente... certo. Capitan Crovato in lunetta con 2 tiri liberi, atleta del 1999. Qualcuno ti sta chiamando ai supplementari sapendo che tu dopo hai un impegno familiare. Qui sappiate che se anche andiamo ai supplementari la diretta si interromperà perché il Grava ha una cena. Rimango io da solo, tranquilli. Va bene. Chi è in lunetta, Fabri? Abbiamo Sara Crovato, dicevamo, appunto capitana di questa squadra. Sbaglia il primo tiro libero. Giocatrice forse più esperta in campo per le rosa di Pordenone. E sbaglia anche il secondo, si lotta a rimbalzo. Sì, però guarda chi la prende. Cicu a recuperare il pallone e a segnare Francisca. Sì, brava qui Francisca, tra l'altro fondamentale, stava quasi anche. Intanto attenzione, Gesù è andato e gli ha detto Lazzari alzati e cammina perché Elena sta per rientrare. Elena è pronta, siamo contenti di vedere che comunque il suo infortunio non sia così grave. Adesso Marton che rischia di perdere il pallone. Marton perde il pallone su 64-78. Come si chiama quella zona lì, Fabri? Scusa che non me la ricordo. Lì è sempre la bara del playmaker. Intanto salutiamo anche Piccolo Volo che ci lascia un commento in chat. Ricordate ragazzi, votate, Grava rimetti il link che così possono votare per l'MVP. Manca 1 minuto, manca pochissimo, questa partita pazzesca. E perde la palla Pordenone, incredibilmente perde la palla. 1 minuto e 03, 74-78. Un po' di tensione. Ultimi secondi ragazzi per votare, cliccate sul link e votate per l'MVP della partita, di questa partita incredibile che vede adesso Conegliano avanti di 4. Manca solo 1 minuto. Claudia Amabiglia che rischia l'infrazione di passo. Mamma mia. Non riesce a servire Boccalato. Sì. No. Lungo il suo passaggio. Passaggio lungo, peccato, abbiamo gestito male anche il cronometro in questo caso. Sì. Rientra Lazzari ma visibilmente zoppicante. Allora sì, ci prendiamo un time out, votate.
Riprendiamo la linea qui, sta per terminare il time out, vediamo se il Grava si ricorda dell'organetto. E... Allora, 78 BFC, 74 Pordenone, 52 secondi alla fine della partita. La palla in mano a Pordenone, quindi attenzione, finale veramente thriller. Nemmeno Michael Jackson aveva pensato a qualcosa di così diabolico. E coach Gallini discute ancora con l'arbitro. Sì, esatto, sta cercando, diciamo, di vogliamo dire, imporre la sua visione a questo giovane arbitro, che oggi gli arbitri hanno avuto una partita non semplice da arbitrare, molto corretta, però con tanti contatti e non è sempre stato facile per loro tenere il metro arbitrale coerente, ma assolutamente questo è un mestiere difficilissimo, non dimentichiamocelo. Dobbiamo prendere questo rimbalzo, non lo prendiamo, raddoppio in angolo. E adesso è da 3 punti Bombenk, che sembrava che fosse ormai sulle ginocchia. Invece si inventa una bomba da 3 nel momento decisivo della partita. Per il 77 Pordenone, 78 basket femminile Conegliano. Mamma mia che roba, tutta da giocare. Sì. Alla fine, una partita che non è mai finita. È un tiro da 3 che fa male perché abbiamo perso un rimbalzo che potevamo recuperare. È vero che Pordenone ha una giocatrice assolutamente devastante a rimbalzo. Infatti però l'attacco di Francisca ci hanno fatto male questa sera. Sai cosa posso notare, Fabri? Che non solo è devastante immediatamente sotto canestro, ma riesce anche a capire quando il rimbalzo porta la palla lontano dal canestro, e con le sue lunghe leve tra le braccia e le gambe riesce ad anticipare sempre tutti, quindi ha non solo fisicità ma anche una grande lettura. Ha un senso del canestro, un senso della posizione a rimbalzo che è veramente notevole, dopodiché appunto è favorita da questa atleticità e da queste leve lunghissime. Allora, la rimessa è in attacco, decidiamo di giocare così, 14 secondi alla fine. Amabiglia con la palla, blocco per Di Maschietto, palla boccalato, spalle a canestro che viene raddoppiata e l'arbitro vede un fallo, dice restiamo qua, però non siamo ancora in bonus, però tutto sommato va bene, perché possiamo giocare adesso ancora un po' col cronometro e cercare una buona soluzione. Torna a 14 il cronometro dei 24 secondi e quindi a 31 secondi alla fine della partita. Palla ancora per Boccalato che va dentro l'area e segna con un po' di aiuto, con le famose gambette del pallone. Ci ha fatto veramente, mamma mia, svenire Rossana Boccalato, e invece ha segnato il canestro del +3 a 26 secondi dalla fine. Sono pelato, ma se avessi i capelli mi sarebbero caduti tutti oggi, penso. Con questa partita che vede adesso BFC avanti di 3, però 3 è un possesso solo e quindi Pordenone con 26 secondi, secondo te come orchestrerà l'azione d'attacco, Fabio? Guarda, potrebbe andare a cercare l'ultimo tiro da 3, dall'altra parte Conegliano potrebbe anche decidere invece a quel punto, essendo già in bonus, di spendere un fallo prima per lasciare 2 tiri liberi, con l'incognita poi di andare però a prendersi il rimbalzo. Che non è proprio una cosa così scontata in questa partita. Intanto ancora Shinigami dice, ancora Sciacco dimenticato, che ci scrivono, ragazzi, partita pazzesca oggi. Qui è il solito dilemma tra difendere fino alla fine oppure fare fallo, lasciar tirare 2 tiri liberi e giocarsi l'ultima azione. Anche perché col time out chiamato sono 14 secondi da giocare. Io direi che il fallo ci sta. Io non rischierei un tiro da 3 sinceramente, ma sono scelte. E su questo rimbalzo di Rossana Boccalato, però una palla quasi persa poi. Stavo dicendo una cosa che non ha portato benissimo. Allora, scusate, abbiamo smesso di commentare perché eravamo in apnea anche noi. Quindi, per fortuna
per fortuna nostra, diciamo, abbiamo preso il rimbalzo, stavamo perdendo la palla, per fortuna la palla è uscita. Adesso possiamo sicuramente giocare, ma Pordenone andrà sul fallo sistematico, Fabri, giusto? Beh sì, sicuramente il Pordenone andrà a fare fallo, ci concederà 2 tiri liberi e poi sperando che noi Quindi la li chiave di cogliamo. lettura adesso è rimessa, sarà rimessa in attacco Sì, faremo probabilmente rimessa in attacco e poi... e dobbiamo cercare di correre via e scappare dall'avversario allora, con non la sono palla. sicuro di questo perché, scusa, gli arbitri La hanno rimessa, fischiato... no, allora, no, la palla è fuori, La palla rimessa, è fuori, quindi la rimessa in difesa. ok, sceglie, no, ma No, sceglierà, perché? si può scegliere se fare in attacco o in No, difesa. non credo. Ah. Sì, ma non... Ah, sul time out, ok, sì, sì. Vabbè. Sì, sì, sì. Rimettiamo in attacco, è giusto. Quindi Rimettiamo in rimettiamo in attacco. attacco. L'importante sarà, prima cosa, mettere la palla in campo. Dopodiché, probabilmente subiremo il fallo. 11 secondi e 3, 80-77 per Conegliano. Rimessa in attacco per Conegliano. Il tempo passa, Amabiglia con la palla, fallo del numero 13 Allora, qui Elena probabilmente Lazzari. ci stava che Ma che... Serena Lazzari facesse fallo prima, Fabri. Eh sì, perché ha fatto passare comunque 4 4 secondi. secondi. E sul cubo del cambio, ovviamente Giulia Vettori. Andremo a difendere forte sul tiro da 3. Sbaglia purtroppo il primo Claudia Amabiglia. Dobbiamo segnare questo canestro per mettere 2 possessi di distanza tra le due squadre. Lo segna Claudia, lo segna. Ah sì, Adesso canestro di un lasciamo pure coefficiente passare il tempo, non andiamo a importantissimo. fare fallo su tiro da 3. Lasciamole tirare. Trovato quasi segna da metà campo. E Conegliano porta a casa questa partita combattutissima fino alla fine, 81-77, grandissima partita di pallacanestro. Beh, allora, oggi ogni nostro commento è superfluo perché ha vinto Conegliano, d'accordo? Ma per me ha vinto il basket, oggi è stato uno spettacolo straordinario che queste ragazze di entrambe le squadre hanno offerto al pubblico. Veramente... Sono sì. assolutamente d'accordo, Fede. Si è vista una pallacanestro di altissimo livello, abbiamo visto intensità, abbiamo visto aggressività, ma allo stesso tempo abbiamo visto anche letture tecniche, abbiamo visto grandi difese, quindi Molto bene. pallacanestro femminile giocata veramente molto ma molto bene. Allora, attenzione perché poi abbiamo anche un commento da autorevole da Mister Tomei. Salutiamo il Che coach. salutiamo, ciao coach, ciao Mitch. Aspetta che più di 80 punti segnati dice sono una grande cosa. Eh sì, abbiamo visto una grande bella partita. Allora, cari amici, noi adesso diamo forse la linea un attimo alla regia, ma no, anzi, teniamo la linea. Adesso io vado a vedermi i voti e tra poco ci vedremo giù in campo con l'MVP, ma non solo, anche la migliore giocata della partita. Intanto comunque vediamo che ci sono stati 24 punti per Ciucu per Pordenone, 21 punti per Bomben e poi 11 punti per Elena Lazzari, 12 punti per Zoffi. Dall'altra parte abbiamo avuto 27 punti addirittura per Rossana Boccalato, che è season high per lei, però anche 17 per Claudia Mabiglia, tra l'altro canestri davvero importanti. Ok, va bene. Eh, ok, ok. Sì, sì. Un attimo, sì.
Allora, ci dicono che siamo comunque ancora in diretta e seguiamo quindi dal vivo la premiazione. Vai a chiamare... Vai a chiamare Bazzo. Il pelante, vabbè, un po' il generico di del pelante. E lui, vai adesso, vai avanti. Rina, chiama Paolo Bazzo. Paolo Bazzo. Vabbè, non importa. Sei inutile, sei. Cosa c'è la luce? La bottiglia... Aspettare, siamo. Eccoci, siamo qui nel post partita di questa partita incredibile. Noi siamo senza fiato, non immaginiamo voi. Per cui ci avete regalato veramente tante emozioni oggi, e infatti oggi c'è anche una doppia premiazione. Doppia bottiglia? No. Ci lavoriamo. No. Allora, naturalmente c'è sempre il nostro storico sponsor Bazzo Wine, che oggi premia la MVP Rossana Boccarato. Grazie. Ma oggi è lo sponsor day di M3 Knitwear, quindi abbiamo qui Marzia che premia Claudia Amabiglia. Allora, Grazie. Ross, tu hai vinto il premio da Casa Si Sta, votata come la MVP, hai fatto un sacco di punti nonostante ti abbiamo visto a un certo punto sofferente anche col polpaccio. Raccontaci com'è andata la partita. Allora, non ho molto fiato, non ho molto ossigeno, però sono contenta, cioè è stata una partita tanto combattuta. Eravamo stanche perché comunque è stata una settimana impegnativa, la squadra ha dimostrato di tenerci tanto testa, comunque avevamo gli stessi punti, quindi sapevamo che era una partita difficile. L'abbiamo vinta, quindi l'abbiamo affrontata bene e l'importante era prendere questi 2 punti. Assolutamente, l'abbiamo vinta alla grande, l'abbiamo vinta anche con Claudia Amabiglia, che a un certo punto con le tue bombe ci hai riportato in partita 2 di seguito, se non sbaglio, a un certo punto, no? Esatto, dopo 2 palle perse, ma questo non lo diciamo. Vabbè, ma noi cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Sì, diciamo che a un certo punto ho sentito che la squadra aveva bisogno di una spinta in più e ho provato a fare quello che insomma so fare, però veramente è stata una lotta, siamo state bravissime fino al 40esimo, abbiamo avuto più cuore, più fiato di loro, quindi brave noi, davvero brave noi. Bravissime, e brava tu che oggi prendi il premio special per la miglior giocata della partita. Allora, grazie ai nostri sponsor Bazzo Wine e M3 Knitwear, grazie ragazze e a tutto il gruppo per le emozioni che ci state regalando. Alla prossima! Ciao, grazie. Ciao, grazie mille.
Eccoci qua, chiudo io perché Fabrizio è stato rapito dalla famiglia per un impegno familiare. Abbiamo visto una partita bellissima oggi, ci avete seguito in tantissimi da casa. È stato veramente uno spettacolo della pallacanestro e speriamo che anche le prossime partite siano all'altezza di questa. Per questo vi aspettiamo qui nel nostro canale, seguiteci su Instagram e su Facebook per rimanere aggiornati sulla BFC e ci vediamo qui. Vi aspettiamo a Palazzo o qui su YouTube alla prossima. Il 16 novembre la prossima partita. Arrivederci.